Dare un sostegno ai ragazzi in difficoltà di Rapallo è l'obiettivo sul quale stanno lavorando in questo periodo Padri Somaschi e Comune. Ad oggi l'Istituto Emiliani ospita 15 giovani provenienti da Genova e dalla Toscana. Ospitati nella struttura seguono un progetto di inserimento scolastico e per alcuni di età superiore ai 18 anni di avviamento al lavoro, ad esempio nei campi dell'agricoltura e del turismo. Ora, sollecitati dall'amministrazione comunale, i padri stanno cercando di ampliare il numero dei ragazzi per dare una risposta a chi vive a Rapallo. Che hanno una necessità molto forte di essere aiutati, sostenuti e soprattutto guidati da educatori, da professionisti. Perché adesso c'è già un punto di riferimento, ma per quanti ragazzi? E per una comunità di minori già esiste, che ha la presenza una quindicina, 15 ragazzi e che quindi già dà una risposta, però non è sufficiente. Che necessità ci sono allora per portare avanti questa idea? Abbiamo necessità soprattutto di giovani motivati, di persone che siano capaci di non solo fare delle cose ma avere uno spirito dentro, ed è quello che noi cerchiamo di realizzare come credenti, come cristiani, come religiosi, che cerchiamo di portare avanti con molta fatica, con i tempi che corrono e con le difficoltà anche sociali, politiche che oggi si incontrano. Facciamo un appello allora ai rapallesi, perché voi per portare avanti questa idea avete bisogno di che cosa? Abbiamo bisogno di una struttura abbastanza grande, logicamente non da acquistare ma da affittare, per poter ospitare questa comunità. L'idea è di passare da 15 a? Di passare da 15 a raddoppiare.